Un tentativo di dare motivazioni politiche alla criminalità sarda e ai sequestri di persona c'è stato. Alla fine degli anni 70, in Sardegna, opera un'organizzazione di estrema sinistra che si chiama Barbagia Rossa. Barbagia Rossa esordisce nel 1978 con un attentato incendiario contro un cellulare adibito al trasporto dei detenuti. Poi continua l'anno successivo con una campagna contro la militarizzazione del territorio, compiendo attentati contro caserme dell'esercito e dei carabinieri. Con l'inizio degli anni '80 alzano il tiro, uccidendo Santo Lanzafame, un appuntato dei carabinieri di Nuoro, e Nicolino Zidda di Orune, che non c'entra niente, si trova soltanto troppo vicino ad un carabiniere che è il vero obiettivo dell'attentato. A Barbagia Rossa cercano di ricollegarsi le Brigate Rosse. I brigatisti Antonio Savasta ed Emilia Libera vengono mandati a Cagliari con l'incarico di organizzare la colonna sarda delle BR, con due obiettivi: trasferire l'arsenale delle armi delle Brigate Rosse in Sardegna ed organizzare un'evasione in massa di brigatisti dal supercarcere dell'Asinara. Il 15 ottobre 1980 vengono riconosciuti da una pattuglia della polizia durante un normale controllo di routine. Nasce una sparatoria e i due brigatisti riescono a scappare. Vengono arrestati nel 1982 a Padova, durante la liberazione del generale Doser, e collaborano con la giustizia. Seguono una serie di arresti in tutta la Sardegna e il ritrovamento dell'arsenale che le Brigate Rosse avevano affidato a Barbagia Rossa, che definitivamente scompare. Barbagia Rossa, Brigate Rosse. E poi ci sono naturalmente le organizzazioni legate al separatismo, come nella Sicilia degli anni 50 o come in Corsica, anche adesso. L'indipendentismo sardo che ha naturalmente matura la sua storia in tempi molto lontani, ma che ha avuto momenti importanti soprattutto verso la fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, quando un gruppo di personaggi aveva deciso, come dire, di intervenire in modo tale da staccare la Sardegna dalla madrepatria. Il centro di quei fatti era una serie di attentati che si svilupparono soprattutto contro tralicci oppure centraline telefoniche, e in particolare un attentato di un certo rilievo fu quello nei confronti della sede della Tirrenia. C'è anche un gruppo eversivo che si occupa espressamente di sequestri di persona. Si fa chiamare MAS, Movimento Armato Sardo, e firma alcuni sequestri, tra cui quello di Anna Bulgari Callissoni e di suo figlio Giorgio, rapiti ad Aprilia in continente e rilasciati soltanto dopo il pagamento di un riscatto di 4 miliardi e il taglio dell'orecchio del ragazzo. Lei ha temuto di morire in quei giorni? Sì, parecchie volte. Oltre ai sequestri di persona, il MAS firma anche alcuni omicidi contro testimoni che avevano visto troppo e avevano deciso di collaborare con le forze dell'ordine, e contro banditi che avevano deciso di parlare. Campagna Peci la chiamano, riferendosi a Roberto Peci, il fratello di Patrizio Peci, uno dei più importanti pentiti delle Brigate Rosse, ucciso dalle BR come vendetta trasversale. Prima di quei fatti certamente l'editore Gian Giacomo Feltrinelli si interessò di questi problemi e naturalmente aveva l'idea di realizzare in Sardegna la Cuba del Mediterraneo. Gian Giacomo Feltrinelli, grande editore, fondatore dell'omonima casa editrice, ma anche dei GAP, gruppi di azione partigiana, un gruppo di estrema sinistra che nei primi anni 70 teorizza la lotta armata, è una delle figure più complesse e interessanti di quegli anni. Prima di morire nell'esplosione di una bomba in quello che viene ritenuto un attentato a un traliccio dell'alta tensione a Segrate, in provincia di Milano, Gian Giacomo Feltrinelli incontra Graziano Mesina e gli propone di politicizzarsi, di portare le versioni in Sardegna e di farne una specie di piccola Cuba del Mediterraneo. Graziano Mesina rifiuta, e con lui molti altri banditi, e quindi il legame tra eversione e banditismo in Sardegna rimane lento, affidato unicamente alle convinzioni individuali di ognuno. Anche i separatisti in Sardegna sono stati un fenomeno quasi folclorico, addirittura un salotto, direi, sotto molti aspetti, perché la verità è che un vero separatismo in Sardegna non c'è stato mai, di fatto. Semmai c'è stato il contrario, cioè l'idea di adattarsi più di quanto
invece da parte di Roma, come si diceva, ci sia stata l'idea di essere adatti. Come in Sicilia, anche in Sardegna gli anni di piombo hanno avuto uno sviluppo diverso che nel resto d'Italia. Perché? Perché la Sardegna è troppo piccola? Perché in Sardegna non c'è stata la connessione tra banditismo ed eversione? O perché la Sardegna occupa un posto troppo importante dal punto di vista strategico e geopolitico? In Sardegna le basi militari della NATO coprono 2000 km di costa e 150.000 ettari di terreno. Un decimo della Sardegna è sottoposto a servitù militare. C'è la base di Capo Teulada, quella di Capo Malfatano, e c'è anche la base sull'isola della Maddalena, che nel corso degli anni è diventato il punto di appoggio logistico più importante per i sommergibili nucleari della NATO. Ma non ci sono soltanto le basi militari della NATO in Sardegna, c'era anche Capo Marargiu, centro di addestramento dei guastatori di Gladio e base strategica per tutta l'operazione Stay Behind. È importante la Sardegna per la sua posizione, sia dal punto di vista strategico che politico. Molto importante. Noi per 32 anni abbiamo offerto territori, abbiamo offerto spazi, abbiamo dato la disponibilità. Le basi NATO non sono, sono un territorio dentro il nostro territorio, un extraterritorio, non si capisce bene cosa sono. Lo Stato italiano ha considerato la Sardegna per molti versi una colonia e la Sardegna ha cercato per molti versi di meritarsi in qualche modo di essere in Italia. Dentro questo livello strano di rapporto risiede poi tutta la problematica del rapporto tra i sardi e lo Stato. C'è una frase che si sentiva spesso nei film e nei romanzi italiani quando compariva un uomo delle forze dell'ordine, sia nei film di Alberto Sordi che nei romanzi di Giorgio Scerbanenko. Ti sbatto in Sardegna. Era una punizione, una minaccia, una degradazione, perché si era comportato male o non era stato alle regole del gioco. Ti sbatto in Sardegna. È una frase che in parte riassume il rapporto tra le forze dell'ordine, lo Stato e la Sardegna. Da una parte testimonia la difficoltà di operare nel teatro sardo, i conflitti a fuoco con i banditi, l'omertà, la difficoltà di fare le indagini. Dall'altra anche una certa mentalità che vede la Sardegna come una zona di frontiera, un far west, lontano e pericoloso, una colonia in cui inviare carabinieri, militari e poliziotti. La Barbagia, in quegli anni, diventa una delle zone più militarizzate d'Italia. Sul versante delle indagini, polizia, carabinieri e magistratura non restano con le mani in mano. E dagli anni '80, con le leggi sugli sconti di pena per i collaboratori di giustizia, si apre la stagione dei pentiti anche per l'anonima sarda. Rintracciati all'estero, arrestati ed estradati, molti autori di omicidi e di sequestri di persona parlano. Come Luciano Gregoriani, che nel '79 parla e in cambio ottiene un passaporto per andarsene in Venezuela. O come Salvatore Contini, che fa arrestare e processare i protagonisti di quella che viene chiamata l'anonima Gallurese. La collaborazione dei pentiti o collaboratori di giustizia, come vogliamo chiamarla, fu determinante nelle inchieste sui sequestri praticamente del 78 e 79, la grande ondata, inquadrata nella cosiddetta anonima Gregoriani e anonima Gallurese, che portò praticamente all'arresto di quasi tutti quei componenti delle due bande. Il contributo fu notevole, da qui appunto l'odio viscerale nei confronti di questi collaboratori di giustizia che appunto Balì è stato raggiunto sino in Francia e ucciso. Ci sono reazioni naturalmente, alla maniera del codice barbaricino,
Decine e decine di informatori e di pentiti vengono uccisi, come Alberto Baglia, che si rifugia a Marsiglia, ma viene trovato e viene fatto saltare per aria con una carica di tritolo sotto la macchina. Ma non c'è soltanto questo in Sardegna, non c'è soltanto violenza e silenzio omertoso. Assieme all'azione di magistrati, poliziotti e carabinieri c'è anche quella della gente. Di quella parte della Sardegna che al gioco dei banditi non ci sta e reagisce e chiede allo Stato un'azione più incisiva. E ci sono anche reazioni violente da parte della gente ad alcuni sequestri, come la battaglia di Osposita. Il 17 gennaio 1985 viene sequestrato ad Ogliena, in provincia di Nuoro, l'imprenditore Tonino Caggiari. I banditi riescono a tenerselo per un giorno solo, perché fino da subito si scatena un'enorme battuta, una caccia all'uomo alla quale partecipano, oltre alle forze dell'ordine, anche centinaia di compaesani di Caggiari, che battono tutto il sopramonte, palmo a palmo, nonostante faccia freddo, sia buio e nevichi anche. I banditi vengono agganciati il giorno dopo, a Osposidda, sulla strada tra Orgosolo e Ogliena. Il sequestrato viene liberato sano e salvo. Il conflitto a fuoco inizia attorno alle 14:30 e continua per almeno 3 ore, a colpi di fucile, pistole, bomba a mano e mitra. I banditi non si arrendono, le forze dell'ordine non mollano. Nascosti tra i cespugli di mirto, in mezzo alla neve, i banditi sparano e le forze dell'ordine rispondono e per 3 ore a Osposidda c'è la guerra. Si arriva quasi fino a sera, con il buio che cala e le munizioni che stanno finendo. I banditi non si arrendono. Quando vengono individuati e stanati, saltano fuori sparando e si fanno ammazzare. Alla fine restano sul terreno il vice brigadiere di polizia Vincenzo Marongiu e 4 banditi, tutti latitanti. Ma non bastano l'azione delle forze dell'ordine e la reazione della gente. Per combattere la criminalità in Sardegna, per combattere i sequestri di persona, ci vogliono le leggi. Ci vuole una diversa mentalità nei confronti del sequestro di persona. Il sequestro di persona, prima della legge del 91, funzionava facendo perno sulle famiglie. La famiglia aveva il compito di gestire la trattativa, magari anche con la consulenza, chiamiamola così, delle forze di polizia. Però la famiglia si serviva soprattutto di alcuni intermediari che così, insomma, aprivano dei canali di trattativa. Con il 1991 le cose cambiano. Il pubblico ministero può chiedere al giudice di far mettere sotto sequestro i beni di chi è stato rapito, della sua famiglia e di chi potrebbe prestargli soldi per pagare il riscatto. Chiunque si adoperi in qualunque modo per far pagare il riscatto o far arrivare i soldi ai sequestratori può essere perseguito penalmente. Pagare, dice lo Stato, è un incentivo ai sequestri. Coi sequestratori non si tratta. Per le famiglie dei sequestrati però è più difficile. Assume una diversa importanza la figura del mediatore, di chi può fare da tramite tra le famiglie dei sequestrati e i sequestratori, di chi può avere le conoscenze negli ambienti giusti, come un avvocato o un prete. Liberare la madre di un bambino, liberare un povero ragazzo, è chiaro che qualcuno deve, tra virgolette, sporcarsi le mani. E questo lo può fare soltanto persone che hanno contatti con persone del mondo barbaricino o comunque dell'entroterra sardo. Io col mestiere che faccio ho questi contatti per cui è più facile a me avvicinarli, perché mi muovo molto facilmente in quel territorio e evidentemente si fidano di me. L'hanno chiamata la zona grigia, quello spazio indistinto e difficilmente definibile tra quello che si può fare per legge e quello che veramente si fa, anche se non è del tutto legale, anche se ai margini del consentito, da parte dei cittadini, dei privati, ma anche da parte dello Stato. È in questa zona grigia che va inserita la storia del giudice Lombardini. Per raccontare la storia del giudice Luigi Lombardini, bisogna prima raccontare la storia di un altro sequestro, il sequestro di Silvia Melis.
Silvia Melis è una giovane donna di Tortolì, in provincia di Nuoro, figlia di un imprenditore. Il 19 febbraio 1997, verso le 9 di sera, Silvia telefona col cellulare agli amici che deve vedere a cena. Ha appena ripreso il bambino dalla babysitter, tarderà una mezz'ora, poi sarà a casa e potranno vedersi lì. Gli amici vanno a casa di Silvia, ma non la trovano. Allora vanno a casa del padre, il signor Tito, ma non è neanche lì. Tornano a casa di Silvia, suonano, ma Silvia non risponde. Però qualcosa di strano c'è. C'è l'auto di Silvia giù dallo scivolo del garage. Vanno a vedere e trovano la macchina con le portiere aperte, il cellulare sul pavimento e il piccolo Luca, il figlio di Silvia, che ha 4 anni, addormentato sul sedile di dietro. A questo punto è tutto chiaro. Si tratta di un rapimento. Da ieri la Sardegna vive l'incubo di un nuovo sequestro di persona. L'anonima ha colpito nel nuorese, a Tortolì. Ha scelto un bersaglio facile, una ragazza di 27 anni, Silvia Melis, figlia di un noto ingegnere, madre di un bimbo di 4 anni. Per la famiglia di Silvia Melis, per suo padre Tito, inizia il calvario che ha accompagnato tutte le famiglie dei sequestrati. È un'attesa che io definirei senza fine. E questo è il pensiero dominante della giornata, ma soprattutto della notte. Perché la notte, quando uno è con se stesso, che non ha nessun motivo di distrazione, e non fa altro che vedere la realtà così come essa è, ed è tragica, mi creda. Silvia Melis resta nelle mani dei suoi rapitori per 265 giorni, 9 mesi. È il sequestro più lungo che abbia avuto come vittima una donna da parte dell'anonima sarda. L'11 novembre, poco prima delle 6 di sera, 2 agenti in borghese che sono di pattuglia su un'autocivetta del commissariato di Orgosolo notano una donna che cammina da sola sul ciglio della strada, tra il bivio di Galagnoli e il ponte di Bade Carros, in Barbagia. È Silvia Melis, che racconta di essere stata lasciata sola dai suoi rapitori e di essersi liberata. Gli agenti la caricano in macchina e la riportano a casa. Come ha fatto Silvia Melis a liberarsi? Di solito i sequestratori le chiudevano le catene con un certo numero di maglie perché le stringessero i polsi e non potesse liberarsi. Quel giorno il carceriere si è sbagliato e gliela chiuse con una maglia in più. Silvia dice che era già successo anche il giorno prima, ma non aveva avuto il coraggio di scappare. Quel giorno invece il coraggio lo trova, si libera e scappa. Va bene, ma la domanda, soprattutto per i giornalisti, è un'altra. Il riscatto per la sua liberazione, comunque sia avvenuta, è stato pagato oppure no? E se fosse stato pagato, chi ha fatto da mediatore? Nel sequestro di Silvia Melis ho svolto un ruolo molto più preciso, nel senso che non mi stavo interessando in modo giornalistico, perché era un sequestro che era troppo lontano dalla mia zona, e alla fine un amico, un carissimo amico, al quale non ho potuto dire di nome, mi chiedeva di portare dei segnali precisi in certi ambienti barbaricini, in particolare ad Orgosolo. Avevano individuato loro che il sequestro di Silvia Melis si svolgeva, la regia era ad Orgosolo. Avendo amicizie orgolesi ho cominciato a spargere la voce che c'era la possibilità di trattare con canali diciamo diversi da quelli che si erano instaurati in quel momento. La risposta è stata positiva, nel senso che hanno accettato questa intermediazione, siamo andati avanti. Questo per i primi giorni di luglio del 97, sino a quando ho raggiunto un certo accordo la notte in cui sarebbe venuto lo scambio emissario e soldi. Le forze dell'ordine, non si capisce quale fosse il motivo, avevano circondato la zona in modo molto visibile, per cui i sequestratori, non fidandosi di quello che stava avvenendo, hanno preferito tirarsi indietro. Da quel momento in poi io ho preferito anch'io tirarmi indietro e lasciar stare. In Sardegna, in quella zona, dicono che ci siano 2 persone in grado di risolvere un sequestro facendo da mediatore. Uno è un avvocato di Nuoro, che si chiama Antonio Piras. L'altro, invece, è un giudice di Cagliari. Si chiama Luigi Lombardini. Era un giudice istruttore, ma certo conduceva le indagini
non nel rigoroso rispetto delle regole processuali. Anche Luigi Lombardini è un personaggio molto particolare. Fino al 1989 era stato giudice unico per i sequestri di persone in Sardegna. Tutti i reati relativi al sequestro di persona compiuti sull'isola erano sotto la sua giurisdizione. Un incarico molto importante, che gli conferiva sicuramente molto potere e molta libertà d'azione, e che il giudice esercitava in una maniera poco formale e molto decisionista, spesso criticata dai suoi colleghi. Lo chiamano il giudice sceriffo. Gira sempre con una pistola, una 357 Magnum. Il giudice Lombardini ha idee molto particolari su come condurre le indagini sulla criminalità sarda. Una di queste è che per eliminare il sequestro di persone in Sardegna bisogna prima eliminare i latitanti. Eliminando i latitanti svanisce il nucleo operativo più importante del sequestro di persona. Eliminare i latitanti significa trovarli, prenderli, arrestarli, oppure convincerli a costituirsi. Come? Pagando, dandogli dei soldi per loro e per il sostentamento delle loro famiglie. E sempre pagando si possono ottenere informazioni sui sequestri. E ancora pagando si può ottenere la liberazione dei sequestrati. Pagando. Ma con che soldi? Ci sono quelli dello Stato e ci sono anche quelli degli imprenditori, ai quali Lombardini chiede una specie di colletta per le situazioni di emergenza. Lombardini, nell'unico contatto che io ebbi, perché poi i successivi contatti li ebbe un collaboratore, mostrò subito il suo pessimo carattere, un carattere difficile, un carattere dicendo io posso tutelarvi, nel senso che quando ho delle richieste io a un gruppo di imprenditori interessati a un eventuale rapimento chiedo dei fondi che io impiego a maniera mia senza renderne conto a nessuno. Se lei ci sta è così, se non ci sta vada pure per conto suo. Noi avevamo grande interesse perché rimanevamo in stabilimento anche fino a notte fonda con dei guardiani che però proteggevano il perimetro, ma la possibilità di sequestro esisteva certamente. Quanto versò lei, ingegnere, complessivamente? Quante persone? Quanto versò lei complessivamente? Beh, vede, è difficile dirlo, precisarlo, perché con Lombardini il sistema era molto razionale, molto logico. Chiedeva delle somme al momento del bisogno, le restituiva in tutto o in parte quando il pericolo era passato. Lei ebbe bisogno? Noi fummo avvisati in un certo momento e quindi versammo alcune centinaia di milioni che però in parte poi ci vennero rimborsati. Alla fine degli anni '80 il giudice Lombardini viene destinato ad un altro incarico. Niente più sequestri di persona, niente più caccia ai latitanti. Il giudice Lombardini va a dirigere la pretura circondariale di Cagliari, la procurina come viene chiamata. Non è un incarico che gli piaccia. Fa domanda per la Procura Nazionale Antimafia, ma viene respinta. Fa domanda per la Procura di Palermo, ma viene respinta anche quella. Intanto però continua ad occuparsi di sequestri. Si interessa del sequestro del piccolo Farouk, di quello della signora Furlanetto, di Silvia Melis. Il problema è che non potrebbe, non è compito suo ed è anche illegale. Il giudice Lombardini viene indagato più volte per presunte intromissioni in indagini che non lo riguardano. Poi, il 23 luglio 1998, arriva da Palermo un avviso di garanzia per l'avvocato Piras, per Nichi Grauso e per il giudice Lombardini. Mi ritrovo sotto processo a Palermo con l'accusa di aver sottratto 1 miliardo a Tito Melis, il miliardo destinato al pagamento del riscatto di Silvia Melis, che poi effettivamente io pagai aggiungendo un altro 1 miliardo e 650 milioni di tasca mia, e l'accusa che mi viene rivolta dai giudici di Palermo, che sono competenti per il fatto che insieme con me era imputato il giudice Lombardini, e quindi ciò ha fatto sì che la competenza del processo venisse spostata da Cagliari a Palermo, con l'accusa, infamante direi, non di aver pagato e liberato Silvia Melis, e concorso a liberare Silvia Melis, ma con l'accusa di essermi appropriato io insieme con altre 5 persone di 1 miliardo, quindi poco meno di 200 milioni a testa, e col corollario evidente che Silvia Melis
non fu liberata ma fuggì. Le accuse sono quelle di estorsione e tentata estorsione. Con la complicità di Nichi Grauso e dell'avvocato Piras, il giudice Lombardini avrebbe incontrato Tito Melis di notte, in campagna, vicino all'aeroporto di Elmas, durante il sequestro della figlia. Il giudice Lombardini avrebbe avuto il volto coperto da un passamontagna e avrebbe minacciato Tito Melis per fargli pagare il riscatto, il miliardo richiesto dai rapitori e anche un altro in aggiunta. Le accuse dei magistrati di Palermo si basano su alcune intercettazioni e sulla testimonianza del signor Melis, che avrebbe riconosciuto il giudice Lombardini. Gli accusati negano decisamente. Nega l'avvocato Piras, nega Nichi Grauso, che anzi dice di avercelo messo lui il primo miliardo e di non sapere niente del secondo, e nega il giudice Lombardini. Ma le indagini si concentrano su di lui, sul suo modo non autorizzato di fare indagini e sulla sua rete di imprenditori, latitanti e informatori. La rete Lombardini la chiamano. Se vogliamo parlare di rete parallela di Lombardini, io direi prima facciamo una ricerca storica, vediamo come funzionavano le cose prima. Nel 1800 e rotti, ad esempio, fu lo stesso Giolitti che intervenne in un sequestro di persona, quando furono sequestrati, prelevati 2 francesi. Per evitare un caso politico, pressò le autorità locali sarde a risolverlo in qualunque modo, a qualunque costo, a qualunque prezzo, tant'è che fu cercato il latitante più famoso di allora, un certo Corbedo, per risolvere a qualunque condizione questo sequestro. Il Corbedo lo risolse, non volle una lira, cioè strano, fece più bella figura il delinquente patentato schiedato delle istituzioni atte a proteggerci. Questo è l'andazzo del sequestro di persone in Sardegna. Di qualunque cosa si tratti, c'è materia su cui indagare. L'11 agosto 1998, il procuratore di Palermo Giancarlo Caselli va a Cagliari assieme ad altri 5 magistrati per interrogare il giudice Lombardini. Quattro ore, da mezzogiorno e mezzo fino a quasi alle 5. Poi salgono tutti nell'ufficio del giudice per una perquisizione, lui davanti e gli altri dietro, in fila indiana. Ma appena entra nell'anticamera del suo ufficio, il giudice Lombardini scatta. Si chiude dentro lo studio, chiude a chiave la porta, poi tira fuori la sua 357 Magnum e si spara. Agli agenti della squadra mobile che arrivano non resta da fare altro che buttare giù la porta e trovarlo in un lago di sangue. È una vicenda complessa quella del giudice Lombardini, il giudice sceriffo, che sicuramente ha fatto quello che ha fatto ma non per soldi, perché come ammettono tutti non si è mai messo in tasca una lira. I processi però sono ancora in corso, la magistratura sta ancora cercando di fare chiarezza. Quello di Silvia Melis è il penultimo sequestro di persona avvenuto in Sardegna. L'ultimo avviene l'anno dopo, nell'ottobre del 1998, quando 2 uomini sequestrano un ricco allevatore di Olbia, Mauro Mura, e lo infilano nel bagagliaio della macchina. Ma il signor Mura ha con sé un coltellino, taglia le corde, apre il bagagliaio e scappa fino a una casa vicina. Ottobre 1998, è l'ultimo sequestro di persona. Dopo quello, di sequestri di persona in Sardegna non ce ne sono più. L'anonima sarda, qualunque cosa fosse, sembra non esistere più. La criminalità organizzata sarda si dedica ormai ad altro. L'obiettivo è fondamentalmente il traffico di droga, l'obiettivo sono le rapine a portavalori dove la quantità di denaro che si riesce a racimolare attraverso questo tipo di attività delinquenziale è notevolmente superiore a quella che si otterrebbe nell'ipotesi che si facesse un sequestro di persona. La stagione dei sequestri di persona in Sardegna è finita perché dicono che il sequestro non paga. Io sono convinto che il sequestro di persona sia nel DNA dei sardi, per cui è soltanto una pausa. Speriamo di no. Un posto come quello, come la Sardegna, non si merita le violenze dei sequestri di persona, come non si merita le violenze dei banditi di oggi, e neanche quella di chi, da fuori, la considera soltanto un bel posto da sfruttare e depredare. Gli unici misteri e gli unici segreti che dovrebbe tollerare sono soltanto quelli della sua tradizione e della sua antica cultura. La Sardegna per te rimane bella? Tanto è vero che ci sono rimasto, no? E penso di rimanerci ancora a lungo, il più a lungo possibile.